Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Navy flagship Trieste returns to the Gulf for anniversary celebration. The 71st anniversary of Trieste's return to Italy was commemorated aboard the Trieste, Italian Navy's biggest ship, celebrating history, pride, and unity at sea. Mayor Di Piazza handed the flag to Captain Marzi, with Laura Mattarella, daughter of the president, serving as the ship's godmother. Government ministers and regional leaders attended the event, celebrating Fincantieri's engineering excellence and Italy's proud maritime tradition, setting sail once again. Importante per tutta l'Italia perché questo rende la Marina italiana una tra le prime marine al mondo, sia come livello di efficienza che di deterrenza che di capacità, per cui quando si parla delle grandi marine che hanno a disposizione più di una portaerei, sono pochissime al mondo e una di queste è l'Italia. È un orgoglio non solo per la città di Trieste e per la regione, ma per il paese, perché questa è un'infrastruttura della difesa tecnologica, questa nave prodotta in Italia con tecnologia italiana, un know-how italiano e ricerca italiana. Quindi devo fare anche i complimenti a Fincantieri, che è un player internazionale tra i primi, non soltanto infatti Fincantieri fornisce la nostra difesa, ma fornisce ed è fornitore delle difese dei più grandi paesi al mondo, tra cui per esempio gli Stati Uniti. Trieste Airport launches EU's new digital border control system. Trieste Airport rolls out the EU's new entry-exit system, a digital border check replacing passport stamps with facial and fingerprint scans. The system streamlines travel for non-EU visitors with full EU rollout by April 2026. Police and Despard supermarkets unite to fight gender-based violence. This November, Despard Nord and the Friuli Venezia Giulia police launch a regional campaign against gender-based violence. Information leaflets in stores and hotline numbers printed on receipts aim to guide victims to safety and support. Presented in Trieste with local leaders, the initiative brings awareness into everyday life. Oggi presentiamo un progetto molto importante in collaborazione con le questure di tutta quanta la regione e Despard. Questo progetto prevede la stampa e la distribuzione di un folder all'interno del quale si trovano tutte le informazioni per riconoscere una violenza e il tipo di violenza, ma anche troveremo i numeri a cui rivolgersi per cercare aiuto e per capire come fare per aiutare le persone che sono in difficoltà. Con questo progetto vogliamo alzare l'attenzione verso un tema che purtroppo è all'ordine del giorno, un tema che noi sentiamo molto molto forte e che purtroppo vediamo essere ancora presente. Women in Italy earn 30% less. The gender pay gap persists. In Friuli Venezia Giulia, the gender pay gap has not decreased, as women earn 30% less than their male counterparts. A report by the INPS shows that women are more educated but earn less, work more part-time jobs, but receive smaller pensions. As the population ages, experts warn that without real action, the gap will grow. Opinion and your experience on the gender pay gap in Italy? Okay, I think that in Italy it depends on the job you get. So for instance, if you are a waiter or a waitress, it's almost the same amount you get, no? And for example, I'm a teacher and it's the same, but it depends on the job. So if maybe, I don't know, you are in accountability on stuff like that, maybe it's a little bit different. And I hope everything will change and we should have all the same amount of money, all the same, no gap. I think clearly that the gap, the difference between the incomes are astonishing and obviously is not something that's not working. I think more women are starting to call back their power and are starting to say no to this situation. And I think the amount of working women is increasing any day. Secondo me le donne ancora sottopagate, non vengono, valorizzate come dovrebbero. Beh, nel passato questo è un fenomeno molto più evidente, tuttora presente,
Tuttavia devo dire che io lavoro in una multinazionale che è molto impegnata su questo e il gap di differenza tra uomo e donna si sta fortemente assottigliando. È un lavoro veramente immenso, ma veramente sta portando i suoi frutti. Friuli Venezia Giulia launches €37 million bid for new maritime transport service. Friuli Venezia Giulia is setting sail on a $37 million plan to boost maritime travel. From 2026, new seasonal ferry routes will connect Trieste, Grado, Lignano, and scenic lagoons, linking towns, beaches, and cycling paths. Modern accessible boats will run from spring to autumn, making the sea a key part of everyday travel for residents and visitors alike. Friuli Venezia Giulia promoted regional tourism in North America. Friuli Venezia Giulia is promoting its tourism in North America. From October 21st to 24th, Promoturismo FEG and 8 regional operators are in New York and Toronto, meeting travel buyers and showcasing the region's culture, UNESCO sites, and its cuisine. Riporta dagli Stati Uniti in regione? Ma devo dirti la sincera verità, quello che portiamo è un rafforzamento ulteriore dei rapporti tra la nostra regione e gli Stati Uniti d'America. Ci sono stati degli incontri molto interessanti con l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, con diversi imprenditori, con il mondo delle camere di commercio, insomma una regione Friuli Venezia Giulia che si sta adoperando al fine di rendere sempre più forte il rapporto Italia-Stati Uniti d'America, matchando le opportunità di business per l'attrazione di investimenti statunitensi, ma nel contempo anche per permettere alle nostre imprese di approcciarsi con gli Stati Uniti d'America in modo assolutamente proattivo. Real estate market reflects growth in Friuli Venezia Giulia, officials say. In Trieste, the real estate market shines as foreign investors boost the region's stability and growth, making Friuli Venezia Giulia an increasingly trusted asset. Questo è un intervento importante, come sempre l'edilizia è un po' un segnale di com'è l'andamento economico di tutto il sistema, e quindi questo è un appuntamento in cui tramite un'associazione di categorie riusciamo a capire come sta andando il mercato immobiliare in termini di numero di alloggi venduti, numero di alloggi affittati, in termini di prezzo al metro quadro nelle varie località del Friuli Venezia Giulia, e questo ci fa capire anche come sta procedendo l'economia della nostra regione. Trieste è un mercato, come ha iniziato il mio redazionale, è un mercato che è un po' sotto pressione da un certo punto di vista, però sempre molto attrattivo. Many world travelers chose Friuli Venezia Giulia this October weekend. And what are your plans for the weekend? We're from Zagreb, and this weekend I'm going to go to one birthday party from my friend. And you? I'm going to study and go out with my friends. From Berlin, from Germany. We are from Hungary. We're from Hungary. So we're from Hungary. We just arrived today from Budapest. And yeah, we're here on a family trip. So basically we're from Austria, and we're here in Trieste today because it's her 29th birthday, so 2 years and 4 months. So that's the reason why we're here, to explore the city. Today we just sat in the sun, had some ice cream. Yeah. It's a very dog-friendly city we discovered. So many dogs around here. That was nice to see. Yeah. We are from Ljubljana and we are here for a photo festival. I'm from Germany, from Bielefeld. It's in the middle of Germany, and we stayed here for 5 days, and it's a really nice town. From Croatia. Yes. And what did you see here? We are just here for one afternoon. We are staying in Umag in Croatia, so we just wanted to see others for one day. Yeah. We just came for an apero on the sun from Slovenia. We're from Vienna for a family trip. My grandparents, my mother and my brother, and we are just strolling around now. And why are you in Trieste? There was a cafe in San Francisco. It's called Trieste Cafe. So I've just always wanted to come and see what's going on here. And where are you from? Florida. I grew up in New York. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.